Io arrossisco, guardate, io arrossisco solo al pensiero, non oso guardare, non oso guardare. Ho capito. E voi volete sapere cosa hanno fatto questi tre che tenete di fronte? Lo volete sapere? No? Io ve lo dico. Ma Concetella, tu non vuoi sapere. Via, accompagnami in casa. Andiamo, signore, come lo potete sentire queste cose? Niente di meno, chi sti tre che tenete tu? Questi tre che sono qui fuori. Ieri sera sono andati a casa di tre modisti a fare l'amore! No! Sì, a fare l'amore! Sì! E non ci sarebbe meno la stanza! Per chi sti tre? Via, aiutami! Pietro! Sì, uno, due e tre Pietro non si usa! Don Camillo, invece di pensare agli interessi miei, agli affari della sorella, e quella femmina che la farei nella panza! Che la farei nella panza tutte le giorni, niente di meno Don Camillo, si deve fare una muratina! Silenzio! Eppure si potrebbe dire, quello è vero, non amore! Ma per Don Felice, invece di pensare alla zia la quale le farete la panza tutti i giorni, ce l'ha tutto che non serve, gli ha fatto mangiare fino a ieri, niente di meno, invece di pensare che è una moglie giovane, bella, la quale così facendo le dà il diritto di fare accattare. E sarebbe una rovina, un precipizio. Invece di pensare a tutto questo, Don Felice se ne va dalla modista. Sì! Eppure per lui potremmo dire, quello è giovane. È giovane! Non è esperienza. Non è esperienza, no. Ma ha potuto pure sbagliare. È vero. Ma per Don Fortunato. Don Fortunato mio marito. Quanto è grave la sua colpa. È grave! Quanto è pesante la sua mancanza. Sì. Silenzio. E non ci sarebbe pena abbastanza. Sì! Non basterebbe la galera. Sì! Solo la morte. A morte! Solo una morte sarebbe il castigo degno per la sua pena. Ma chi ce l'ha dato? Chi dice? Signore, Signore, questa sera ci abbiamo Guardateci un po' di Signore, io vi ho deciso chi sono io come io? Sì. Guardateci un po'. Signore, se io mi riporto in tribunale, che ne se ne fanno una risata? A chi mi trovo io? E chi mi farà giustizia? Ebbene, me la farò io stesso. Per uomo di Dio. Sì, voi mi ascoltate e vedete perché stiamo in quella casa a quell'ora? Altrimenti, gli hanno cercato le morti. No! E parlato una volta. Tu sei il marito, guarda. Guarda, tu hai sempre c'è tutti che me la guarda, sei fortunato. Una bella bomba, sei fortunato. E sapete c'è tutti. C'è tutto qua. Vai, sei fortunato. Oh Beatrice! Oh Beatrice, oh Beatrice, Beatrice, Tu sei degna di stare in cornice! oh Beatrice, oh Beatrice. Ma ne stiamo comprando in vista, ma ne abbiamo ci legando a curazione! Stavano così! Oh Beatrice mia! Non so come potuto immaginare una cosa del genere! Tu sai come ti ho trattato per anni ed anni! E se muore, amen.
ci ho voluto capire come mai pensate che in quella stanza mi trovavo per fare lavoro. E allora perché ci sei andato? Non te lo dico. Aspetta un momento. Aspettate che come iniziato. Aspetta. Dunque, ieri a un giorno, come tu sai, stai chiamando l'avvocato perché la causa che è una di indipendenza. Non appena imboccai all'arco castigo, lo rientro con felice qui presente, che senza fare indagini. Ma tu mi c'è quello, ha detto un paramano, e come se lo prende sta via? Di certo mancava il controllo di c'è stata zitta da me. Ma non te l'ha visto? Per me senza fare il tuo palazzo, il numero 19. Vediamo, entra zitta qui a visto. Un voglio troppo fatto, capisci? E mi pare che come zio, e come vostro marito, e come uno proprio, non ho fatto altro che il mio dovere. Ti guardiamo! E tu mi hai interrotto una continuazione. Che forza pure su, me la mano! Silenzio! Silenzio! Zitti! E voi non capite? Perché vi trovavate in quella parte? Tocca salvatevi voi, quella mi ha rovinato! Salvatevi voi! Salvatevi voi! Ieri al giorno, no? Mi trovavo a passare per via Torino quando incontro un amico che mi dice: ah, veramente tua figlia ha fatto un bel matrimonio? Perché dici così? Perché io ho visto tuo genero felice che entrava dentro la vigna secca in un palazzo al numero 19 e intanto l'ho visto perché stavo scendendo dal terzo piano. Io sono visti in parole, già visti tu, soccorso una coscia fino in coppa per prenderlo in fragante e mi pare che come tuo fratello e come padre della moglie non ho fatto altro che il mio dovere. Ecco! Silenzio, silenzio! E voi? La schiattina pomodoro. Faccio un peso con lo peso. È arrivato il tuo sgrenato. Bernardetto! Commosso, Dio, commosso fino all'ultimo dito persino. Da una deposizione fatta da questo amico e da questo tanto, io rispondo con la nervatura tutta in oscillazione e non dico che la pura verità. E non sono passato voi tutti e due. Fin dall'età di 13 anni mi è sempre curruto la capa di io appresi il femmine e sempre che ho visto una bella pagliona mi sono annullata e me ne sono giù piegata. Tutti gli uomini hanno un vizio: chi è grande bevitore di vino, chi è celebre fumatore e chi è giocatore a canino. Un vizio mio è stato sempre chi ti corre a piedi, perché c'è? Il bevitore di vino che fa? Beve, si ubriaca, cana e si sciacqua. Il giorno dopo fa un giuramento sacrosanto, quello di non bere mai più. Ma un povero dopo un paio di giorni si trova passato davanti a una cantina, la guarda, la donna a guardare, vorrebbe fuggire, ma non può, no, perché quell'odore di vino, quella freschezza lo attrae, lo magnetizza. Io povero, ma senza manca sapere perché, il giorno dopo se la sente assentato, con un bello di rozzi vino in mano, stanno uscendo dalla cantina. E questo è successo da me, zia Beatrice, anche questo è successo per chi ancora non ha messo
presente mi ubriacai di amore, la volli sposare, così catti e viciacai. Dopo il matrimonio feci un giuramento sacro, quello di non guardare mai più in faccia una donna. Ma che da se tu vieni un bello pochino. È vero che siete voi qui, no? Ma che volete da me? Che volete da me? Un giorno vidi una modista. Era così buona, vidi a dirmi dall'arma la mamma. Quella sua camminatura, quella sua corporatura mi facevano incantare, mi affascinavano e macchinatalmente lieta appresse. Il giorno dopo, senza manco saperlo, lo trovai assettato rinda a camera sua. Ieri questa tale mi ha invitato a cenare con lei. Sì, lo ammetto, è vero, lo giuro, sì, è vero, ci sono andato. Ma quale fu la mia sorpresa? E quale fu la bomba che non si schiatta e incoraggesi tutti e due, perché in quella stanza trovai questi due vecchi peccatori. Una amante di una certa Mariuccia e l'altra di una certa Rosina. Si vede pure ad un accordo, come si dice, fece alleanza. Quando mai? E mentre tutto era pronto per la cena, arrivaste le curie e ce lo dissero l'automana. Quello che hanno asserito questi due birbanti sono delle bricconate e delle grosse bacenate. Quello che ho detto io è la pura e sacrosanta verità. Ve lo giuro sul mio onore, e se non dovesse bastare, cara zia Beatrice, verbalinam omnes cautorum corna funes. Ho detto! Ma non è vero! Non è vero! È vero! Ma chi crede? Ah, vero! Voi avete prove? Sì. Sì. Domanda alla porta. Dal predisino della Stefano. Per forza, stiamo là! Ma questi che prove? E che prove? Questo mi accusa maggiormente. Io voglio sapere se voi là ci siete andato o no per fare l'amore. E questo come lo posso fare con te? Prego, tieni becca la maglia Salvatore di sopra! Silenzio. Con tempo il cielo tutto menticato. Sì. Don Camillo, voi avete prove? Sì. Io ti posso portare. Io posso portare quell'amico che mi ha detto che ti ha visto entrare in quel palazzo. Non capito, uscì di casa con la camicia stirata. Quando andò dalla sua bella per la corsa, sudò e si tagliò la camicia, stirava e soprattutto una di tela perché aveva tutto sudato, ecco qua, la camicia di tela, Dio Fortunato invece aveva portata la sua amorosa non bello voleva sì, quando niente da tagliare sbaglia e si tagliava lì sì, caccia un modello che Caccia un modello. e allora guardala caccia un modello Ma io la camicia me la sono cambiata perché io dovevo Non dite, la mangia la Silenzio. Via. Ma poi la morta, chiamata che c'è te.
Concentrate. Virginia, voi rimarrete sempre qua. Rimarrete nella mia casa. Andate in Piace? Prepara 3 linee. 1, 2 e 3. Dopo su. No! Il suino no! Serviranno per voi. Il subito no. Lo volete dire? Ma riesce a fare un voi non avete più valore. Ma sorella Voi non avete più una sorella e voi non avete più una avete rotto l'alleanza, peggio per voi! E ricordate, io sono giovane, ma la mia coscienza non me ne posso, peggio per voi! lei si crede che io mi ammonisco, ma io non mi ammonisco. No, ma perché? Io adesso vado dal notaio e metto d'accordo pure con l'avvocato e la faccio capire. Lei è mia sorella mi deve mantenere. E perché uno la vigilanza che teneva il negozio in piazza? In piazza? E non è stato chiuso 2 mesi, 3 mesi, 3 mesi, si capisce più quanto sarà. E io ho perso l'attività. E che faccio causa? Ma perché un sito che l'ha fatto no? Sì, ti faccio causa e sempre così. Quando lavoro! Peggio per voi, io me ne vado, stanno un po', stanno un po'! Guarda come sti preciso che ti arrivano di guarda Ma perché devi tornare? anzi, che faccio? Ho capito le zone, ma che fuori, qua posso più. Tanto per tutti che nottate che ti faccio, e poi di riposo ci vuole. Mamma mia, mi disperdisce prima, guarda no. Ah, ma che rovina, no, e mo che faccio? Mi sono privato non fa mai niente, ma tu vieni una volta, vai avanti. Mannaggia, Posso te lo sento? Padrone mio. Scusate, qui ho un certo fortunato precipizio. sì, pure, perché? E andatemi a chiamare un pochettino. Quando ci dica 1 e 3 parole, ripeto, 1 e 3 parole. Ma voi in questo momento non ci sto. Ah, non ci sta? No. Arrivederci. Arrivederci. Scusate, e sapete quanto si ritira sto fortunato precipizio? Veramente, chi non te ne vale. Non da nada. Non te ne vale, ancora sai che non produrrà un po' di sta forma, 2 o 3 minuti. Va bene, e va bene. Tanto va bene. Salutiamo la sorella. Ma dicete me la bocca una cosa. Ma scusa, oggi te non ci sta, tutto ma è la stessa cosa. No. E uno che va a via di questa maniera, che scusate. Arrivederci. Arrivederci. Chissà che sta cacciata che sono qui sul tavolo. E io aspetto un po', vedete? Aspetto un po'. Deve arrivare oggi, domani, dopodomani, deve arrivare. Io aspetto un po'. Ma scusate, ma che è un caffè e commercio? Ci dai qualcosa? Ci do qualcosa? E che avete da fare? Che cosa devo dire a fare? Io ve lo dico. Voi mi spaventate. Ci andate dicendo, a montare, ma ci fanno 2 minuti in mezzo. Scusate, che me lo dico a fare? Ma va a dare qualcosa? Che va a dare? Ma dalla qualcosa. Ma dalla qualcosa. Ma da una che non è vero, tu caro troppato il cervello. Una femmina. Alla moglie la notte. Che se troppo 7 mesi, ripeto, troppo 7 mesi che abbiamo fatto l'amore. Se non è che mi dicete che era maratata. A Cercino andato. Che io mi dovevo far capace perché lei era
bande assassino. Ma scusa, Finalmente, ma recita Tinto, voi siete capaci di dire per la sempre un marito che ha fatto amore, sempre misa. non abbiamo fatto niente, questo è bello. Ma sempre misa. 7 mesi, no? Guarda che mi fate sta paura qualcuno che devo dire in pace. Io non mi metto paura di ripetere a questa donna che abbiamo fatto l'amore 7 mesi. 7 mesi, la moglie di morto, E allora sapete che gli da fare? O mi da fare piacere, mi da trasire poi anche abbastanza. Dove? La quale? Quando mi manca tutti i due. Poi quelli che mi dici presente del mare. Ma l'avete io? Ma andate la domenica l'avete io? Come bis? Andiamo. Altra è proprio un monoduzzi bambino. O mangia fa qualcuno, o la deve fare veramente finita, o la gente a mai, la gente rendo sta, o la gente a mai, la gente a mai, la gente a mai. Addossati un po', ma E poi da, questo lì la ci trova. perché se sono venuto? Io mi devo giustificare, io lo devo dire a tutti quanti che non lo sapevo che era sposato. Non conosci sempre, la prima cosa di tutto quanto, ma cosa di tutto quanto, che io lo devo dire a tutti che non lo sapevo. Ma assassino, ma ingannate che ma ingannate. Come la Gesù. E stamattina sono tutti i miei compagni che io insieme a un caffè, sapevo cosa lo fatterai. E quando ci ha visto un caffettiere, ci ha detto, delle figlio, non vedo la mensa che ti prego, che chi ti prego sono giurato. E l'uomo mi guarda già tutto che sto nato un po' di rondelli. L'assassino, chi lo birbante, ma come mai che non è giusta? E se poi voglio dire, sono stata così che sono più che non hanno voluto sapere niente. Io sono suono, io volevo stare in casa. Io ne volevo vedere Gio, ho visto tanto. Scusate di male mattina, si parla con tutto qua. Rimane malissimo. Sì. Ma così fa? Se la stai facendo come una cosa. Ma tutto sta in casa. E se lo sfogo io? Mi dicono non ce lo cacca, e se lo sfogo, mo. Via, non e poi c'è passato qua, Ah, qua stai tu. E come sono contenta di aver visto prima te prima degli altri. Ma tu sai quando è venuto il dietro ci vogliamo? Perché non ricordi chi sono? E che cosa direbbe la gente se io sto nessuno a sapere? Ma che ti dirò lui fa facendo questo? Hai fatto una solita bravura. Hai fatto una solita bravura. Lo si la figlio. Ah, guarda, lo fa. E poi dopo le dice, sa, io non ti faccio la orienza perché sono giurato. Però lei mi sa così mi fa la vista. Ti avrei fatto una compagnia. E invece no, lo sai che ti capisse. E solo non fa, è solo un assassino. E mi fa di essere esiliato. Ma Giulietta! Fatti presente, me la sei fatta. Hai capito? E allora dice che io sono stata troppo attenta e le ringrazio in cielo. No, sei questo tutto no, sono tutto fatto. Sì, esattamente che lo uso nel formulatore. No, perché nelle mandare i confratelli. Aspetta, no, che poi mi dica i confratelli. E poi faccio venire e comprato. Tanto sta, io mi devo giustificare. Oh mamma mia. Mamma mia, che sono voi? Oggi è passato con voi, Allora, che fa fare? Aspetta, Sempre ragione. via, dopo la date, Ma che sta? Che succede? Non devo dire la forma così che Ma non si pazza! Che cambi perfetto? ma lo solo marito non ti bastava. È un forte solo Come? Ma come sei? è nata in quella stanza. Ma che quella stanza? Vuoi in quella stanza? Cammina. Ma che quella stanza? Non si fa!
Ma come che è? Sono io. Questa qua. Sì. Devo fare una curva, non ti ricordo. Non sono io! Ma che sono dietro? Ma io? Ma perché ci sono? Sono sano! Ma che visto qua? E se tu corto tu e cambia carattere, il sposo. E io sono tuo fratello! Come no? Che mi sono scappata? Io sono tuo fratello! Sì. Dove andrei? Che fare? Non lo faremo più! Mai più! Mai più. E va bene. Allora per quest'unica volta vi perdoniamo. Sapevo con te tuo! Ma io adesso sono. Ma che stragando le lettere? Ma chi l'ha chiesto? Guarda Cilano! Donna Beatrice, la lingua ci carattera per soffrire questi giovani minuti. Così mi scrisse la lettera per farvi sapere la verità. Bene.